troviamo a Santa Margherita Ligure in occasione del 65esimo dell'Avis appunto del comune di Santa Margherita Ligure. È una lunga storia e cercheremo nel breve così a raccontarlo un pochino, tra l'altro ci sono in corso i festeggiamenti, partiamo però dalla sede per farvi intanto vedere dietro un pochino all'interno una zona artigianale questa sede, ma sono qua vicino a signor Giuliano che per tanti anni mi diceva prima che è volontario dal 1975, poi ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, presidente, adesso da quest'anno ha lasciato il timone, no? Sì. Però parliamo un pochino col signor Giuliano, intanto ci troviamo in via Martiri del Turchino 2 a Santa Margherita Ligure, che è la nuova sede da 2 anni, il locale è del comune, il proprietario ce l'hanno messo a disposizione, l'abbiamo ristrutturato tutto noi a nostre spese, questo qua lo ribadisco perché siamo un'associazione che vogliamo essere indipendenti. Ecco. Intanto lo stiamo vedendo sulle immagini di Stefano questa bella casa a strisce. Sì, è una casa diciamo antica perché abbiamo di là la controparte di cosa e ci è stata messa, come ripeto, a disposizione del comune 2 anni fa, abbiamo dovuto ristrutturare tutto e adesso abbiamo una sede come prelievi in ordine a tutti gli effetti. Bene, una bella sede, poi la andremo anche un pochino a visitare, sicuramente abbiamo le immagini. Giuliano, nasce l'Avis a Santa nel 1965 in treno, mi diceva. Sì, nel 1952, 52. Sì, 52 nasce in treno da 2 persone che avevano avuto un lutto e hanno detto qua ci vuole del sangue, dobbiamo recuperarlo e è nata questa associazione qua, di cui uno dei fondatori è ancora vivente e ci faccio in questo qua gli auguri e un grazie per quello che ha fatto 65 anni fa. Come si chiama? Costante Gardella. Costante, allora salutiamo Gardella, ben 101 anni. Sì, compie fra 4 mesi 101 anni. Bene, allora facciamo gli auguri a Costanzo e da lì c'è stata una lunga, insomma, un lungo impegno. Adesso di quanti volontari siete? Un pochino 2 numeri se li sa. Noi siamo oltre 400 donatori attivi, che sono i donatori periodici e noi abbiamo fatto nel 2016 abbiamo fatto circa 930 donazioni, di cui un 230 piastrine emocomponenti che per il San Martino sono il 14% di quello che fanno loro e mi sembra che per Santa Margherita sia un fiore all'occhiello. Tra l'altro è un punto di Avis più importante del Tigullio. Sì, noi siamo la prima associazione fondata del Levante, noi siamo come ripeto del 52, è stata fondata ed è la prima del Levante, poi c'è Rapallo, Sestri, tutte associazioni importanti anche loro perché hanno una loro attività, però noi siamo la più anziana. Ecco. La più anziana. Bene, ancora una cosa, sono più giovani, sono più anziani, fino a che età si può donare e quando si può iniziare? Allora, si può iniziare a 18 anni. Adesso l'età per smettere l'hanno portata a 70 anni dall'anno scorso, perché prima era 65, l'hanno portata a 70, sempre su giudizio del dottore tradizionale, ecco, però sono 70. E ognuno può donare, noi da qua c'è da fare uno viene qua, parla col dottore quando facciamo le donazioni, fa la domanda e si può donare, se uno è a posto dona, speriamo che ne vengano tanti.
Bene, sì, quello li invitiamo, stimoliamo fin d'ora. Allora, col signor Giuliano, piano piano, ci avviciniamo da quella parte e andiamo un po' negli uffici, e, insomma, andiamo un po' dentro. Che fa il donatore quando viene. Ecco. Purtroppo Arriva. abbiamo la sede che è su 2 piani. Purtroppo non abbiamo trovato una sede per fare un piano unico, come eravamo nella vecchia sede di Via Gorizia. Lì avevamo posto, avevamo spazio e c'era tutto su un piano. Qua purtroppo però ci siamo Vabbè, vi trovate bene, vi siete adattati. bene. Allora, qua c'è un pochino di aria ristoro, un po' di accettazione, no? È l'ultimo stadio, diciamo, l'ultimo che è quello più gradito dai donatori perché qua fanno il ristoro. La colazione, date anche la colazione. Sì, 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 colazione facciamo. Però cominciamo, il percorso è questo. Si va sopra, si va all'accettazione. Andiamo all'accettazione, allora saliamo e intanto vediamo questo bel cartello, il vostro gagliardetto, Avis Associazione Volontari Italiani Sangue, Comunale di Santa Margherita Ligure. Medagliere che una volta era molto importante il medagliere. Che sono tutte medaglie? Medaglie che sono state conferite all'associazione quando si andava alle premiazioni di altre associazioni. I vostri rapporti esterni. Ecco, qua c'è, la gente viene e ci sarà un... Qua abbiamo tutti in computer, ci sono tutti i donatori, uno viene, si deve scrivere, si stampa il foglio anamnestico e poi il donatore lo va a compilare là e poi aspetta il suo turno che viene chiamato sotto per fare la visita del medico. dal medico. Bene, qua abbiamo questi tavoli, qua un po' di segreteria anche, credo, no? Segreteria, qua abbiamo la segreteria per altre cose, abbiamo l'altro computer perché noi abbiamo dobbiamo avere tutti i dati dentro. Bene, allora poi credo che questa è l'accoglienza, questa parte direi che è la parte un pochino così, che è uno più curioso è poter andare nella sala dove si dona veramente. Sì, qua, quando uno ha compilato tutte le Si trasferisce di sotto. no, rimane qua in attesa di venire chiamato per la visita. Allora, signor Giuliano, qua abbiamo preso su il bollino in qualche modo, Sì, ci hanno chiamato, veniamo giù, attraversiamo la sala ristoro con l'ingresso ed entriamo nella sala medica dove qua c'è un dottore che prima di donare c'è una visita, no? C'è una visita, c'è un colloquio, devono guardare tutto il foglio anamnestico e la visita, poi il dottore se è tutto a posto dà ok e passa nella sala prelievo. Allora sì, andiamo, lo facciamo insieme e qua c'è dove si può già appunto vedere queste sedie molto adatte a questo prelievo. Insomma, sono ben 4, no? 4 sedie di cui sono tutte con le bilance che sono collegate al computer perché adesso la donazione deve essere anche vedere quanti minuti dura, quanto tempo dura, sono tutte norme che sono venute adesso e quel computer che abbiamo visto di là è collegato con questo. E qua è un prelievo di sangue anche per fare le analisi, si fa così, proviamo un po'. È vero o no? È il braccio destro o sinistro che bisogna fare? Dipende da quello che viene meglio a lui, ecco. È il paziente, è il donatore che sceglie il braccio. È il donatore, perché ci sono tanti che dicono qua lo prelevo meglio che qua. Lei ad esempio?
Non me lo ricordo più io, francamente. Ne ho fatte parecchie, ne ho fatte, però per me era uguale, o uno o l'altra. Ormai qua tutti abbiamo fatto un'analisi, no, nella storia, a parte i giovanissimi, un po' gli adulti, ormai sappiamo questa procedura, no? Sì, 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 quello lì ormai è una cosa. E poi noi qua abbiamo, quando facciamo le piastrine, gli emocomponenti, ci sarà due macchine che non ci sono qua, due macchine separatrici di cellule che, per fare le piastrine, che noi ne facciamo parecchie. Ecco, le piastrine hanno tutta una procedura diversa, no? È una donazione che dura circa un'ora e 20. Un'ora e 20 perché poi viene separato piastrine, plasma e sangue. Perché quello è molto richiesto, no? Sì, è molto richiesto perché ne hanno bisogno parecchio, specialmente San Martino e noi stiamo facendo quelle lì, noi facciamo tutto. Ecco, il vostro sangue dove va? A Lavagna, cioè nell'ASL Noi 4? siamo proprio un po' diversi da tutte le altre, perché noi andiamo nell'ASL 4 e ASL 3. Noi siamo sotto la ASL 4 come Santa Margherita e facciamo una donazione, una giornata di prelievo al mese con l'ASL 4 e li facciamo solo sangue e va a Lavagna. Le altre 4 in un mese le facciamo con San Martino, che vengono giù il dottore del centro di San Martino, e quello va a Genova perché vengono a prelevare le piastrine. Okay, le piastrine vanno a Genova. Sì, vanno a Genova. Va bene, signor Giuliano, ci siamo detti quasi tutto. Io le farei un prelievo a lei oppure lei a me, ma non possiamo, non abbiamo i dottori qua. Non abbiamo i dottori. Non è possibile, no? Forse se andiamo avanti forse dovremo arrivarci, perché con questa penuria di dottori dovremo arrivare anche a questo. Fai affare da te. Ecco, arrivati a questo punto qua c'è l'area. Andiamo nell'area di Storo. Il prelievo è fatto, il tempo dura pochissimo, no? Il prelievo del sangue dura 10 minuti, un quarto d'ora, dipende anche lì dalle vene del donatore, c'è quello che ci mette 10 minuti, c'è quello che ci mette un quarto d'ora, poi dipende anche dal dottore se vuol fare un po' prima, se è un po' più veloce o meno, o altrimenti più calmo, perché così è un trauma un po' minore, ecco. Ecco qua sto vedendo l'organigramma, è valido oppure è valido? Perciò il presidente la conosceremo, no? Marta Gambarini, il vicepresidente Angelo Patrizi, poi qua responsabile della qualità. Ecco, Marco Denti, amministratore, Giancarlo Valle, tesoriere, adesso l'ha messa tesoriere Giuliano, vedo qua, Beretta, segretario Emanuele De Micheli e consiglieri Massimo Filippo, Angelo Sigismondo, Giuseppe Tomaino, Elisa Zanetta. Così abbiamo dato il vostro organigramma. Allora a questo punto io credo che anche il nostro operatore Stefano è donatore qua, no? Lui conosce quello che ho detto, poteva dirlo lui benissimo. Poteva dire. Sì, poteva allora dire. lo salutiamo Stefano Noiol che è un nostro collaboratore e fa piacere insomma che sia anche donatore qua a Santa. Sì. Allora cosa facciamo? Andiamo alla festa perché dobbiamo sempre ricordare che ci sono i 65 anni di festeggiare. Quest'anno sì, abbiamo voluto fare un concerto e poi oltretutto non abbiamo abbandonato la nostra, diciamo, idea per quello che siamo. Abbiamo fatto anche una raccolta di sangue perché il nostro scopo è raccogliere sangue. Bene, difatti prima è passata una signora che chiedeva dove venire e viene giù raccolta adesso in passeggiata, dove ci stiamo trasferendo. Andiamo giù, così abbiamo dato una visitata veloce, ma credo che si sia riuscita a capire cosa succede. Adesso andiamo a festeggiare in qualche modo anche noi, ma vedremo allora
l'Avis all'opera. Sì, vediamo, adesso sì, poi stasera si festeggia con il concerto delle Buie Pesto. Benissimo, bene. Grazie signor Grazie Giuliano. a voi. Ok, tesoriera adesso, Tesoriera, ha fatto sì. tutta la carriera. Guardi, io li ho passati tutti. Quasi tutti, Li ho tutti. passati tutti. Bene, bene. Ci siamo trasferiti dalla sede alla festa, possiamo dire così, e abbiamo proprio qua alle nostre spalle, siamo nella bella passeggiata di Santa Margherita Ligure. L'Avis possiamo dire che è in festa. Oggi è in festa, sì, l'Avis oggi è in festa, è il nostro anniversario, non cade proprio oggi perché era il 12 febbraio, l'anniversario diciamo calendarizzato, però abbiamo deciso di fare la festa oggi in estate perché comunque a Santa Margherita la cornice in estate si popola di turisti e siamo un pochino stati sfortunati col tempo, ma neanche troppo perché comunque sembra che si sia rimesso. E quindi nulla, oggi facciamo questa festa dalle 17 che siamo qui in piazza. E c'è appunto raccolta del sangue, tipizzazione del midollo osseo e si ci può iscrivere anche al registro dei donatori. Sono tutte e tre associazioni che sono a Santa Margherita, nella sede che avete visto poco fa. Ecco Marta, presidente, sei presidente da poco perché abbiamo sentito Giuliano che fino all'inizio 2017 lo era, un po' questo tuo coinvolgimento nel mondo non solo del volontariato ma anche da donatrice, com'è nato questo? Allora, io ho iniziato a fare volontariato in Avis col servizio civile, nell'anno diciamo in cui io ero un pochino indecisa se continuare l'università o meno e allora ho deciso di investire quest'anno in servizio civile e sono ancora rimasta tuttora come volontaria e appunto da febbraio, dalle nuove elezioni, sono diventata la presidente dell'Avis. Sei giovanissima, quanti anni hai, si può dire? Si può dire, 29. Uno dei, penso, giovani presidenti, non solo nel nostro comprensorio. Allora, nel Levante Ligure, diciamo, come donne presidenti siamo parecchi, sia Rapallo, adesso mi ricordo Chiavari, okay. Però sì, come età sono una delle più giovani. Ecco Marta, ci avviciniamo, che intanto con la telecamera ci sta vedendo. Qua ogni tanto in giro si vedono questi camioncini, no? Con Automoteca si chiama. Autoemoteca. Emoteca, che sembra quasi insomma piccolina eccetera, ma dentro poi lo andremo a vedere è proprio sì, è uno studio medico. Sì, esattamente, è una sorta di sede di unità di raccolta fissa mobile, però creata diciamo per quanto è possibile su un furgone. Ecco, Perciò quando uno si incontra con un'auto come questa può anche fermarsi e dire ci posso fare un pensiero, no? Certo, è un'opportunità, di solito noi in sede siamo aperti al mattino, questa volta al pomeriggio, quindi diciamo è una piccola novità anche questa per noi, ecco. Laggiù infatti come potete vedere dove ci sono i due volontari al computer, che praticamente registrano i donatori quando arriva, che compilerà il modello anamnestico, il modulo anamnestico con le domande relative agli ultimi 6 mesi del donatore e c'è un pochino diciamo la storia dentro con domande personali e tutto. Dopodiché il donatore risponderà a queste domande e a quel momento aspetta il suo turno per entrare dentro l'automoteca e avere il colloquio col medico che valuterà se è idoneo per la donazione o meno. Allora Marta, se mi accompagni andrei a salutare i due volontari che hai citato così, visto che siamo in festa. Allora li facciamo dire, ecco, non vogliamo disturbare, c'è un po' d'aria qua così. Allora, segretario, qual è il suo compito? Il segretario in generale è quello, oltre che fare i verbali durante l'assemblea, quando vengono le assemblee, poi fare la registrazione dei nomi, la registrazione diciamo, dei donatori, compilare le schede, dare un po' una dita, come in generale facciamo un po' più o meno tutti. Ecco. Compito è, diciamo, poi ognuno è un po' più specializzato, c'è chi è più specializzato in una cosa, chi un pochettino meno, lei è specializzata in tutto, lei come presidente. D'altronde la presidente bisogna sapere un po' di tutto. Esatto. Allora, per dare due dati, bisogna che ci ricordiamo, è un pomeriggio, anche oggi c'è un po' di vento, ma insomma sono stati giorni anche caldi, no? La gente comunque pensa anche a una cosa come questa, perciò insomma
Certo, sì, in estate diciamo, l'emergenza aumenta del sangue, quindi soprattutto in questi giorni c'è carenza, ci stanno chiamando dai vari trasfusionali che c'è emergenza sangue. I requisiti per diventare donatori bisogna aver compiuto 18 anni, essere in salute e avere un peso corporeo superiore a 50 kg. Poi appunto la pressione, cose che possono essere legate alla stagione, ok? Queste cose man mano che uno viene durante la visita discuterà col medico. Benissimo. Quanti in questo pomeriggio, quanti donatori lei ha? No, io sono arrivato da poco, comunque ne ho 8. A 8. Persone già donatrici oppure? Sono nuovi, perché vedo che qui c'è scritto N, quindi sono nuovi, new entry chiamiamoli. Bene. Se poi sono di Sant'Amo naturalmente restano. Se sono invece di fuori, quello magari... Capita anche di fuori, no? Che vi capita anche? Sì, soprattutto d'estate, arriva gente da Milano, gente dalla, magari, diciamo in generale dalla Lombardia, arrivano con la loro tessera, tutto quanto e magari si iscrivono, vengono come donatori occasionali, perché non è detto che facciano l'iscrizione, la tessera da noi, ecco. Che bello però, no? Sì, sì, è bello. Un'opera proprio di bene, anche uno che viene in vacanza dona il sangue. Sì, infatti abbiamo deciso di fare questa cosa proprio in estate, come dicevo prima, perché Santa diciamo, si sa che in estate si popola e quindi è un'occasione nuova. Poi non è il primo anno che turisti che si sono affezionati diciamo, tornano e quindi si fidelizzano in un certo modo. Io andrei ancora a sentire questo giovane qua che insomma, è impegnatissimo dei documenti, probabilmente inserisce i dati. Il nome? Marinko Gabriele. Marinko Gabriele. Ecco, Gabriele, cosa stai facendo? Siccome oggi con questo evento sono tanti nuovi donatori, sto inserendo le nuove domande, quindi grazie al documento inseriamo e speriamo di rivederli anche in futuro. Siamo fortunati perché nonostante ci sia appunto carenza, come ha detto la Presidentessa, cerchiamo ogni volta di inserire nuove persone attraverso eventi simili. Oggi siamo soddisfatti, anche il tempo sembrava non fosse dalla nostra, ma abbiamo già 5 nuovi donatori, quindi molto positivo. Bene, allora salutiamo la parte amministrativa, qua, contabile. Allora, dottore, disturbiamo, buongiorno. Come sta? Lei lavora anche ai pomeriggi. Diciamo un po', il dottore si chiama? Florio Gaetano. Di Genova? No, sono qui di Lavagna io, ecco. Ah, perfetto. Pensionato, da Pensionato. questo mese, quindi... Ah, allora non ha smesso proprio niente. No, continuiamo, dai, facciamo questa attività così per invogliare a donare il sangue, soprattutto in questo periodo per il quale manca proprio la quantità di sangue come quantità, anche se non bisogna mai abbassare la guardia, diciamo così. Ovviamente bisogna anche dire che manca il plasma e c'è bisogno ancora di piastrine, siamo sotto numero a livello anche nazionale, non tanto a livello regionale, ecco questo volevo dire. Però in questo periodo manca anche, siamo anche in difetto per quello che riguarda i globi rossi concentrati, perché? Vuoi perché la gente è in ferie, vuoi perché ci sono delle malattie concomitanti in questo periodo legate a vari virus trasmessi per i viaggi, diciamo così, e vuoi perché la popolazione invecchia, quindi c'è un continuo richiamo, diciamo, a donare, ecco, soprattutto ai giovani. Ecco, lei toccava... No, aveva un po' di tempo, lei signora tranquilla, no? È tranquilla. Tanto facevate un questionario che la signora mi ha detto... Ma la signora è già una donatrice abituale, quindi già è preparata sulle domande, diciamo. Però qualche domanda bisogna rifarle perché può scappare qualcosa, diciamo, ecco. Parlava dei problemi di oggi, ma ci saranno sempre stati. Quanto è sicuro il sangue che si raccoglie così? Cosa fate voi? Oggi con gli esami che noi facciamo di legge, sicurezza zero non esiste, però è sicurissimo, diciamo così, ecco. È molto più sicuro, cioè è più facile che cada un fulmine che colpisca uno che non prendersi una malattia attraverso la donazione di sangue, ecco, questo diciamo per essere un po' così, ecco. Ecco dottore, lei lo consiglia, c'è chi dice che fa anche bene donare il sangue proprio come salute, c'è una particolarità, no, da 18 anni... Guarda, io sono 40 anni che faccio questo mestiere, c'è chi mi dice che sta meglio, viene e dice, ah, sento proprio il bisogno di donare, chi...
non c'è problema. Diciamo che comunque, oltre a far bene perché uno ha donato il sangue, come salute propria non incide in maniera negativa, niente. No, assolutamente non incide, salvo qualche mancamento alla prima donazione ci può essere, soprattutto nei ragazzi giovani, ecco, che Trovano un po' di emozione, di soggezione. un po' di fifetta, insomma, ecco. Va. Quella lì si deve superare e poi è finita lì. Sì, basta la prima volta, poi basta bere un po' di acqua per recuperare i liquidi e quindi la pressione si mantiene costante, diciamo così. Bene, allora anche il medico consiglia di essere donatori, noi l'abbiamo detto tra il presidente, un ex presidente, ma poi la firma del medico. Anch'io sono un donatore, quindi Anche lei è inutile che stiamo qui. Bene, allora con la signora vorremmo far così, possiamo, la lasciamo se è finita il vostro questionario, è tutto pronto. Poi veniamo mentre fa la donazione se riusciamo a... Intanto lei la signora? Federica Macchiavello. Federica, mi diceva prima che insomma da tantissimi anni, Da 15 anni credo. qua a Santa, A Santa, sì. perciò continua, questa è una bella testimonianza. Sì, perché mi sembra doveroso. Poi ognuno fa quello, la vede come la vuol vedere, però mi sembra un buon... Come ha iniziato? Qual è stata la scintilla che l'ha fatta donare? Ma io lavoravo in ospedale e a volte c'era attaccato dove timbriamo la richiesta di sangue, proprio per determinati interventi andavano nei vari poli a scrivere c'è bisogno di sangue, quindi le prime volte era stato proprio in quel momento lì che c'era bisogno, però mi sembrava un senso di altruismo, un senso un po' per gli altri, visto che parliamo tanto di dedicarci agli altri, poi magari questo è un piccolo gesto, però mi sembra... Bene, grazie. Allora, appena avete finito le carte, la accompagniamo anche noi dalla parte di là. Siamo entrati dentro, troviamo l'infermiera Giuliana, una donatrice che è Paola, ma noi siamo d'accordo con la signora Federica che è pronta qua e sta aspettando il dottore. No, fa tutto l'infermiera? L'infermiera. Allora procediamo perché facciamo il prelievo. Ah, ho capito. Ok, tutto tranquillo? Tranquillo, bene, rilassata, c'ho la mia acqua. Quella serve ogni tanto. Quella serve nel corso della giornata per integrare i liquidi che vanno via col prelievo di sangue. Assolutamente. Il braccio destro si fa sul sinistro, in questo caso. Destro. Destro, in questo caso braccio destro, ma... L'infermiera se viene qua, lei può dire qualcosa? Sì. Abbiamo detto con Paola che non sentiamo. Cosa stiamo aspettando? La signora che finisce la donazione, ormai è arrivata a termine, quindi io non mi posso spostare da qui, devo aspettare che finisca. Terminata questa signora inizio con la signora Federica. E lei con l'Avis ha sempre collaborato? Sempre con l'Avis, sì. L'Avis di Rapallo, di Santa e di Sestri Levante. Ma quando la chiamano, cioè nel senso lo fa come mestiere? Sì. Perciò sarà espertissima nel nostro comprensorio. Sì, sono sempre stata al trasfusionale, ho lavorato 42 anni al trasfusionale, quindi... Adesso è in pensione e continua a farlo. Bravo, sì. Questo bravi perché... Sì. Qua è suonato qualcosa, perciò ha finito. Allora salutiamo la signora Paola. No, dicevo che è molto bello, una bella risorsa che uno che l'ha fatto di mestiere continuare, no? Sì, certo, dipende. Ecco, tenga premuto bene qua, il braccio in alto e dritto. Bravissima. Ma qua sono tutti esperti, mi sembra. Santa Margherita non c'è proprio, viene proprio... Mi sembra anche molto bello che ho sentito che arrivano anche gente da fuori, per dire uno in vacanza non è proprio così normale. Ecco, questo non lo sapevo, io ho letto e ho fatto i miei calcoli, ho visto che sarei riuscita a venire oggi pomeriggio. Sì, magari a volte passano, vedono, forse la sensibilizzazione è una cosa importante, che la gente sia sensibilizzata a questo problema, perché il problema della mancanza di sangue non è da poco, perché un ospedale ne usa tanto durante i trapianti, durante gli interventi, anche le trasfusioni, che non sempre riescono, uno che viene operato riesce a fare
l'autodonazione. Se è un incidente l'autodonazione non... e quindi è molto importante. Io la vedo così. Sì, ma mi sembra che sia corretto questo pensiero. La Giuliana? La Paola ormai è sistemata. Niente, eh? Ma lo fa, ha detto da 42 anni, no? C'è niente. Bisogna trovare subito la vena, no? Com'è? Certo, bisogna assolutamente trovare la vena. È vero o no? Sì. C'è differenza tra un individuo e l'altro, no? Sì, tra logica. Tutti noi siamo fatti diversi, c'è chi ha delle vene superficiali e ben accessibili e c'è invece chi ce l'ha un pochino più profonde e un pochino più complicate. Con questo bisogna cercare di Comunque operare. sì, di fare bene sempre da tutti. Allora, qua si comincia l'operazione, Giuliana. Prima un disinfettante, poi a chiocciola e basta. Non fare i primi piani, cameraman, perché l'ago non va... Orribile, è una cosa Però da distante si può vedere, dai. orribile l'ago. Esatto. Mi fate scappare tutti i donatori. No, è tanto brava che arriveranno invece. Sì. Io mi metto di là che voglio sentire la Federica cosa dice. Eccoci. La pallina. Stringa bene la pallina. Schiacci bene, Ecco, vediamo da distante. Eccoli. Sentito male? No, è veramente brava. No. No, È già tutto fatto. tutto fatto, adesso c'è da aspettare. Sì, da aspettare i canonici, non so, 8 minuti. Il sangue perché ogni donazione fanno l'analisi per vedere che sia tutto Regolare. E tra l'altro questo è un motivo anche per controllarsi, no? E cosa viene controllato con l'analisi? Controllato, funzionalità epatica, emocromo e virologia. Perciò c'è una base di controllo anche, no? Lei ogni quanto dona? Io do le piastrine in genere, quindi dono ogni 2 mesi. Però questo mese non c'era, quindi do il sangue che... Dice per cortesia la tua data di nascita? Bene, io direi che vi lasciamo, che abbiamo già disturbato abbastanza. Facciamo così, semmai ci salutiamo dopo, fra una decina di minuti. Tanto abbiamo visto che insomma abbiamo preso tutti in diretta. Io esca sorridente in salute. Quello mi raccomando. Se no un imbroglio. No, qua non. Va bene, allora, Grazie, arrivederci. infermiera, Grazie, buonasera. salutiamo Giuliana Sì. e buon lavoro. Buonasera, grazie. Bene, salutiamo anche la Paola. La Paola la facciamo riposare. Allora, come? adesso lo faccio scendere quando... Quanto si sta lì dopo? 5 minuti. 5 minuti, poi c'è il ristoro di fuori, ho visto della Ho focaccia. visto che ci sono delle cosine buonissime da bere, da mangiare, quindi E poi quando si recupera questo sangue donato? Ci vuole poco. no, è subito. No, è tanto giovane, cioè le persone in buona salute con le riserve che abbiamo non se ne accorge neanche, voglio dire. Poi piano piano si recupera, però subito non se ne accorge perché noi abbiamo delle riserve, quindi... Bene, grazie. Allora salutiamo la signora Federica che si è prestata, la ringraziamo, ma poi magari ci salutiamo dopo e l'infermiera, la signora Paola. Allora, qua siamo... buonasera. Cosa succede? È un microfono, volevo vedere, prova Proprio microfono. bianco e nero. Prova microfono, bianco e nero non è bello, prova microfono, non funziona. Questo funziona, Questo benissimo. Non lo so. Mi sente? Io sì. Allora mi dica, lei cosa ci fa qua oggi pomeriggio? Io sono qua perché dobbiamo festeggiare insieme all'Avis di Santa che compie 65 anni e festeggiamo insieme attraverso... 65 anni, se li porta bene. Sì, vabbè, ma... Gliene davo di meno.
Ah, di meno? Sì, 64. Pace. 64, 63, va. Vabbè, piano piano si avvicina, ma... Comunque lavori con calma, perché c'è un E sacco lei di invece? io non lo so, sono qua perché faccio parte di un'associazione di volontariato. C'è il naso, ha preso un po' troppo sole. No, in realtà Ha bevuto? sì, perché voglio donare il sangue, però No, guardi, se beve non può donare, glielo dico che no. Decisamente Mio nonno no. diceva che il vino fa sangue. No, è una regola che non va bene. Però no, allora, la realtà è che sono timido. Va bene, questi bambini, ecco, bravi. Bambini sono dei ginnasti. Salutiamo la band degli Orsi. Che è qua dietro, noi siamo della VIP Camuggi, che è un'associazione di volontariato che fa. Ah, siete un'altra. E allora salutiamo la band degli Orsi insieme a voi. Li conosco bene. Vabbè, prendiamo contatti. Lei si chiama Alberto? MacGyver. Sì. Il nome clown è MacGyver. Ah, ho capito. È il nome che uso. Così. Magari possiamo raccontare, Fiscali, ma possiamo raccontare quello che fate un giorno. sì, un giorno sì, volentieri, perché comunque oggi è la giornata dell'Avis, un giorno potremo tranquillamente raccontare quello Vada che su Telepace, su Google, Telepace Chiave. conoscete già Telepace, perché bene, allora. Camuggi ha avuto già modo di farsi conoscere. Allora, va benissimo, grazie. Grazie. Se trovo il microfono, aspetti. Va bene, vuole intervistare? Va bene. Allora, qua abbiamo il vicepresidente, abbiamo scherzato un po', però tutto fa promozione. Beh certo, sì, li abbiamo invitati apposta, sono un'ottima associazione, collaboriamo anche con loro per quanto riguarda la donazione del midollo osseo, quindi sono i benvenuti. Lei, Paolo, insomma, è un'organizzazione storica questa dell'Avis. Beh, 65 anni dell'Avis di Santa Margherita. Lavoriamo alla grande sulla donazione del sangue e delle piastrine nell'unità di raccolta che avete visto poco fa e vogliamo continuare a farlo, finché c'è necessità vogliamo continuare a farlo. Assolutamente sì. Paolo, allora buon proseguimento, salutiamo anche il signor... Buonasera, Attilio. Attilio, lei qua ha detto al ristoro a chi ha donato. Sì, certo. Questa sera è a base di dolce e focaccia. Focaccia, dolcini e bevande varie, acqua. Bene, 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 vediamo sempre tanta collaborazione. Qua c'è la signora Paola che gira, che mi ha detto che lei che è una storica. Un saluto lo deve fare, lo deve fare. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti, ma mi dica un po', lei donatore da quante... Ormai da tantissimo tempo. Medaglia d'oro. No, ma sono stata coinvolta più che altro quando sono andata in pensione. Mi hanno domandato se contribuivo e io ben volentieri. Saranno più di 25 anni ormai che contribuisco così volentieri. Bene, allora buoni festeggiamenti. Grazie mille, buonasera. Marta, noi abbiamo anche il nostro cameraman che è donatore, perciò una parola dobbiamo farla. Stefano è un super donatore, viene a fare donazioni nella nostra sede, di solito dona piastrine quando c'è più carenza di piastrine o come oggi ad esempio qua donnerà sangue. Possiamo dire che Telepace è in campo via stasera. Sì, io ho conosciuto l'associazione grazie a mio zio 4 anni fa. Questa che faccio stasera sarà la 15ª donazione, quindi a poco. Lo zio di Stefano è stato premiato circa 2 settimane fa a Roncoscrivia quando c'era la festa del 90° dell'Avis, perché appunto ha raggiunto, se non ricordo male, sì, circa 90-85 donazioni, quindi è proprio un veterano dell'Avis. Bene, allora complimenti Stefano, la redazione donatrice, poi... faremo anche 2 immagini quando sai su come la signora Federica, va bene? Sì, ma poi è una cosa che consiglio di fare a tutti perché alla fine si fa ogni 2, 3, 4 mesi, quindi in un anno 3-4 incontri, 10 minuti se donate il sangue, 1 ora e mezza per le piastrine, aiutate tutti, per cui fatelo anche voi. Bene, allora si può dare di più, mi raccomando, da montare tutto bene. Quello sempre. La signora Federica, bella sorridente, l'abbiamo lasciata distesa. Bene. Ha fatto prestissimo però. Presto. Una decina di minuti, anche meno. Anche meno, il tempo passa perché poi si parla con l'altro donatore, con l'infermiera. Tutto bene. Adesso posso andare a rinfocillarmi e a fare quello che devo fare.
Bene, grazie, allora complimenti per la sua insomma, disponibilità. A voi che cercate di sensibilizzare l'opinione, soprattutto. Bene, dottore, la salutiamo. La signora Federica è proprio perfetta. Proprio ci vogliono 10 minuti e poi basta rifocillarsi e recuperare un po' di forze, basta, niente. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie, salve, buonasera. Benissimo, allora finiamo con la festa che prosegue però, finiamo con il presidente che è Marta, tanto vediamo gli altri volti che comunque abbiamo già conosciuti in giornata. Marta, tra l'altro dobbiamo fare gli auguri in diretta perché oggi non è il 22 ma quando andrà in onda sarà il 22 e compi gli anni. Sì, il 22 è il mio compleanno, appunto ho saputo da poco che andrà in diretta il nostro servizio. Perciò facciamo gli auguri a Marta e allora doppi anche a tutta l'Avis di Santa Margherita Ligure. Grazie, quando volete vi aspettiamo in sede nelle raccolte, durante le raccolte. Va bene, comunque le notizie mandatele sempre perché insomma così diamo i vostri appuntamenti. Ringraziamo Stefano Neuhold che tra l'altro è un donatore di Santa Margherita Ligure, perciò dell'Avis, e l'appuntamento si può dare di più e alla prossima settimana. Tra l'altro la canzone proprio Si può dare di più pubblicizza la donazione del sangue. Sì, è una delle canzoni diciamo, che fa è un nostro slogan diciamo, di Avis nazionale anche. Da tanti anni peraltro. Sì, storica. Bene, è tutto. Grazie per l'ascolto e aver seguito questa puntata speciale in occasione dei festeggiamenti del 65esimo compleanno dell'Avis di Santa Margherita Ligure. Da Santa è tutto, appuntamento alla prossima settimana.